Vaporetti strapieni, passeggeri lasciati a terra perché non c'è posto, lunghe code. A Venezia tutto è ripartito con immagini che ricordano i tempi pre-pandemia. È vergognoso, commenta qualcuno che viene lasciato a terra, mentre c'è chi in visita a Venezia scatta fotografie delle folle. Azienda di trasporto e comune dovevano fare di più, denuncia la segretaria del Partito Democratico veneziano, Monica Sambo. La scelta di questa amministrazione di ACTV è stata quella di sostanzialmente non prevedere un aumento consistente delle corse. Abbiamo code interminabili, lo abbiamo visto questa settimana così come nelle scorse, battelli ma anche bus strapieni e servizi ridotti. Ci sono le isole in particolare che sono colpite, ma tutto diciamo, il servizio navigazione e non solo è in forte sofferenza. Questo di fronte però ha un avanzo di bilancio di 91 milioni di euro, ha un tesoretto che è la cosiddetta quota Zappalorto che il comune si tiene per sé e non destina invece ad AVM di circa 8 milioni di euro e ovviamente un rientro del turismo. Quindi evidentemente questo non è il servizio che dobbiamo dare in primis ai cittadini, ma anche a coloro che vengono a visitare la nostra città. Incomprensibile, continua Sambo, il motivo per cui sia stata limitata la linea 2 a San Marco senza farla proseguire al Lido. Questo è inaccettabile, soprattutto con l'arrivo della nuova stagione balneare, sono già aperte, insomma, è già aperta la stagione balneare, non si comprende come per i residenti e per chi viene a visitarla non ci sia una linea 2 che arrivi fino al Lido. Ma è evidente che è ingestibile la situazione, non possiamo continuare a gestirla con bis o corse speciali o addirittura con le guardie giurate e i pontili.